Siamo a Cagliari, un sabato sera. Nel cuore della città, un atto di violenza scuote tutto. Ma attenzione, questa non è solo la cronaca di un'aggressione, è la storia di come un singolo evento possa svelare le paure più profonde di una comunità, mettendo in discussione la sua sicurezza e il suo futuro economico. Sentite queste parole. A pronunciarle il ristoratore Luigi De Micco. Saranno proprio le sue azioni, in un sabato sera che sembrava come tanti altri, a far esplodere una crisi che in realtà covava silenziosamente da tempo. Ok, entriamo nel vivo della vicenda. Tutto comincia con un crimine che purtroppo potremmo definire quasi comune. Uno scippo, ma è solo l'inizio. In pochissimi istanti la situazione degenera e si trasforma in qualcosa che scuoterà l'intera città. E allora andiamo a vedere la sequenza dei fatti. Immaginiamo la scena. Fuori dalla pizzeria a Napolè, una turista viene derubata della sua borsa. A quel punto il proprietario, Luigi De Micco, e suo figlio non ci pensano due volte e si lanciano all'inseguimento. Ma la reazione è brutale. De Micco viene affrontato da un gruppo e colpito al volto. Un'escalation di violenza rapidissima, in una manciata di secondi. E attenzione perché l'aggressione a De Micco non è stato un caso isolato, un fulmine a ciel sereno, no. Quella stessa sera il centro città è stato teatro di altri episodi, trasformandosi in una vera e propria notte di violenza. Un segnale chiarissimo che il problema è molto più grande di un singolo crimine. Ma torniamo per un attimo all'uomo al centro di questa tempesta. Chi è Luigi De Micco? Chi è la persona che ha rischiato in prima persona per una sconosciuta? Un capitano non abbandona la nave. Questa è la risposta che De Micco dà subito dopo l'aggressione. Pensateci, nonostante le ferite, si rifiuta di lasciare il suo posto, i suoi dipendenti e quel sogno che ha costruito con anni di sacrifici. Per capire davvero il suo gesto, bisogna conoscere la sua storia. Ha 58 anni, è un ex militare e da Napoli si è trasferito in Sardegna 38 anni fa. La Sardegna è casa sua. E la pizzeria Napole, aperta nel 2017, non è solo un lavoro, è il suo sogno realizzato. Questo mix di disciplina e amore per la sua comunità aiuta a spiegare la sua reazione istintiva e protettiva. L'atto di De Micco però va oltre la sua storia personale. È diventato il simbolo di un problema che a Cagliari sta crescendo. Una paura che si respira tra le strade e che, a detta di molti, sta peggiorando di giorno in giorno. E lo stesso De Micco a fare questo paragone potentissimo, un avvertimento quasi. Dice che Cagliari, una perla del Mediterraneo, rischia di diventare come una certa Napoli del passato, una strada pericolosa che lui purtroppo riconosce. E il punto è proprio questo, non si tratterebbe di episodi casuali. Secondo i residenti, la violenza è in netto aumento da giorni, per mano di una presunta banda. La percezione quindi cambia completamente, non più un pericolo sporadico, ma una minaccia che sembra organizzata e in crescita. Di conseguenza il livello di pericolo percepito è salito drasticamente. Si parla di coltelli, spray al peperoncino, persino taser. La presenza di queste armi rende la minaccia molto più concreta e spaventosa, sia per i residenti che per gli esercenti. E qui arriviamo a un altro punto cruciale. Questo crescente senso di insicurezza sta avendo un impatto economico reale, tangibile, e lo fa nel momento peggiore possibile, proprio all'inizio della cruciale stagione turistica. Le parole di De Micco sono una fotografia perfetta della situazione. Una strada del centro deserta alle 10:30 di sera, quando dovrebbe brulicare di vita, è un'immagine potentissima dell'effetto che la paura sta avendo sulla città. Strade vuote, che dovrebbero essere piene. Quindi il problema non è più solo la sicurezza fisica, diventa un'ansia economica, la paura che la criminalità allontani turisti e clienti. E questo, per le piccole imprese, che sono il cuore del centro, significa rischiare di perdere anni di lavoro e sacrifici. E qui emerge tutta la frustrazione degli imprenditori. Hanno investito, hanno assunto personale qualificato, si sono preparati per una stagione intensa. E ora si chiedono a cosa serve tutto questo, se la paura tiene i clienti a casa e i tavoli vuoti. Però da questa notte di violenza è nato anche qualcosa. L'aggressione ha funzionato da catalizzatore, ha dato una scossa e ha innescato una reazione forte da parte di tutta la comunità a ogni livello. La risposta è stata immediata e si è mossa su più fronti. A livello individuale, De Micco ha rotto il silenzio con una denuncia formale. A livello di comunità, i commercianti si sono uniti per organizzare un vertice. E a livello istituzionale, il sindaco ha convocato una riunione d'emergenza. Un intero sistema si è messo in moto.
E da questa riunione sono emerse richieste chiare e concrete. Pattuglie a piedi nelle zone della movida, un rafforzamento generale della presenza delle forze dell'ordine e maggiore collaborazione. Insomma, azioni immediate per riprendere il controllo. Vedete quindi come ciò che è iniziato con una borsetta rubata sia diventato un momento decisivo. Un evento che ha costretto un'intera città a guardarsi allo specchio e a farsi domande difficili sulla propria identità, sulla sicurezza e sul futuro. E la domanda finale, quella che resta sospesa, è enorme. Come fa una città a salvare la sua economia senza perdere la sua anima, la sua tranquillità? È una domanda a cui Cagliari, e forse molte altre città, oggi devono assolutamente trovare una risposta.